Marco Zambuto, presente a questo incontro oggi di Forza Italia, rappresenta il territorio agrigentino con la nomina assessore alle enti locali, una nomina importante che già sta dando i primi frutti con un incontro che lei ha avuto con il sindaco Miccichè su delle risorse che potrebbero arrivare per la nostra città, quindi un esempio importante, fattivo, di un impegno serio nel nostro territorio per il futuro della città, ma non solo, anche a respiro regionale. Assolutamente sì, un impegno a servizio della Sicilia, dei siciliani e chiaramente avendo il cuore della nostra città un impegno particolare anche per Agrigento. Siamo riusciti a trovare delle risorse, a sbloccare delle risorse che riusciremo a portare ad Agrigento e rappresentano un segnale chiaramente di attenzione del governo regionale, del Parlamento regionale nei confronti del territorio. Da parte mia c'è tutto l'impegno a servire con onore la nostra terra, in un momento che è assolutamente difficile, rispetto al quale ci attendono alcune sfide. Le sfide sono quelle relative a una riforma della pubblica amministrazione siciliana, nel senso della semplificazione, per riuscire a sbloccare l'economia. Dobbiamo riuscire a dare certezza del diritto, certezza alle risposte, alle iniziative economiche dei privati. Tante iniziative economiche dei privati che però si fermano dinanzi alla burocrazia, dinanzi a pastoie burocratiche che frenano quindi un'economia che già di per sé è asfittica e ha numerosi problemi. Accanto a questa importante riforma sulla quale stiamo lavorando, una riorganizzazione degli uffici regionali per ridare motivazione e soprattutto anche lì per riuscire a dare servizi al territorio, alle comunità e ai comuni. Questo lavoro lo dobbiamo fare insieme con i sindacati, con tutte le sigle sindacali, questo lavoro lo dobbiamo fare in raccordo anche con i comuni. I comuni hanno sofferto, soprattutto in queste fasi, in questa stagione, una condizione economica e sociale veramente difficile. C'è da parte nostra una volontà di cooperare insieme, siamo nel momento della riprogrammazione di fondi comunitari per riuscire a dare ai comuni e ai territori quelle opportunità di sviluppo attraverso i fondi comunitari che sono fondamentali per ridare una prospettiva secondo una visione e un disegno di sviluppo alla nostra terra. Assessore, si andrà a votare per via del Covid? Questa è la domanda che in tanti fanno nella prossima primavera. Ecco, quale potrebbe essere il vostro indirizzo anche in raccordo con il Presidente Musumeci? A oggi l'indirizzo del Governo è quello di confermare tutte le elezioni che ci saranno. È chiaro che c'è da parte nostra la grandissima attenzione a quello che sarà l'evoluzione della situazione sanitaria, quindi avendo sempre gli occhi puntati sul dato epidemiologico valuteremo la situazione, però a oggi diciamo che tutte le elezioni sono confermate.